Arrigo Benotti, presidente del comitato della Saga del Gallo, che un po' organizza, no? In un certo senso fa da comitato organizzatore questa bella iniziativa che si ripete ogni anno tra fine settembre e i primi di ottobre. No? Sì, praticamente, buongiorno intanto, praticamente facciamo per il Santo San Michele, la chiesetta che è qui dietro è votiva al Santo, ma soprattutto abbiamo cominciato anni addietro a fare un po', abbiamo cominciato un po' alla volta. Prima abbiamo comprato i banchi della chiesetta, abbiamo dato beneficenza, è un po' di anni a questa parte, facciamo per Don Claudio. Don Claudio è un missionario nato qui, proprio qui, in questa casa. Lui è in Argentina, la sua missione si chiama Madonna di Mont, e noi ogni anno le offerte che prendiamo le diamo a lui per la sua missione. Un po' di anni che facciamo questa cosa. La famiglia Zoff ci ospita in questa bellissima location, si dice così adesso, no? Questa bellissima location. E la nostra volontà, più che volontà, è la voglia di fare. Forse ha già ripreso tutto quello che doveva riprendere, e se avete notato ci sono moltissime maglie blu. Maglie blu è la nostra divisa ufficiale del Sagra dal Giallo. Sono quasi tutti presenti, naturalmente chi non può, però noi del comitato siamo presenti con le mogli. Devo ringraziare la gente che ogni anno viene. Quest'anno avevo un po' di paura, invece la gente ha risposto ancora bene. Quindi, Si lavora già per il prossimo anno. e si lavora già per il prossimo anno, speriamo il prossimo anno che sia questo tempo e che Don Claudio venga a trovarci, ma se anche non viene, perché anche lui ha un'ottantina, gli faremo sempre la nostra offerta. Devo dire grazie a tutta la gente e grazie a chi del comitato ci dà una mano.